Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Palermo si allarga l'inchiesta che nel 2023 portò all'arresto per corruzione e peculato la preside Loverde dell'Istituto Falcone, sequestro preventivo di 11 conti correnti e altri 6 gli indagati. Messina, sacerdote accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna ospite di una casa di accoglienza, il prete posto agli arresti domiciliari. Catania, ricostruita anche grazie a 2 video diffusi dalla polizia l'aggressione a una giovane donna ustionata. Le immagini dell'acquisto di benzina e accendino smentiscono la versione fornita dalle 2 arrestate. Ancora ombre sulle stragi del 92. La procura di Caltanissetta chiede rinvio a giudizio per l'ex generale Pellegrini, collaboratore di Falcone, l'ex ufficiale dell'Arma Tersigni. Sono accusati di depistaggio. La crisi idrica, continua la mobilitazione ad Agrigento, in piazza anche gli ambientalisti che invocano i dissalatori. A Messina, acqua sporca dai rubinetti. Catania, automobilisti e pedoni ancora alle prese con la cenere lavica. Sicilia 24, la paradossale disavventura di un cittadino che ha subito la rimozione dell'auto senza che la pulizia prevista sia stata fatta. La sua denuncia alla nostra linea WhatsApp. Calcio, Catania a Caserta per ritrovare la vittoria esterna. In attacco scalpita l'ex Montalto. In Serie B il Palermo attende la Salernitana al Barbera. Alla ribalta della cronaca la vicenda della scuola Falcone nel quartiere Zen di Palermo, dove la denuncia di un ex preside e di una docente trasferita altrove ad aprile dello scorso anno ha portato all'arresto della preside accusata di peculato nell'ambito dei progetti di promozione della legalità. E adesso scattano le indagini per altre 6 persone che portano nel complesso a 11 gli avvisi di garanzia. Ma sentiamo Manlio Viola. Non solo la preside antimafia, che in realtà avrebbe approfittato a scopi personali dei fondi dei progetti comunitari assegnati alla scuola di frontiera. Dietro al sistema dei falsi corsi c'erano almeno altri 11 funzionari pubblici, professionisti e docenti. A distanza di 1 anno e mezzo dall'arresto della preside Daniela Loverde, del vicepreside Daniele Agosta e di un professionista esterno alla scuola per peculato e corruzione maturato nella gestione dei fondi assegnati alla Giovanni Falcone, la ferita ancora aperta nel sistema antimafia torna a sanguinare. A far saltare il tappo al sistema della presunta truffa mascherata dietro i progetti di legalità sono stati un ex preside della stessa scuola ed una docente che nel frattempo era stata trasferita dopo essersi scontrata con la dirigenza scolastica proprio su questi temi. I carabinieri hanno notificato un provvedimento di sequestro beni a 11 destinatari accusati di essere stati parte del sistema dei corsi fantasma. Si tratta di un sequestro preventivo da 20.000 euro, ma oltre alle questioni economico-finanziarie scattano anche altri 6 avvisi di garanzia nei confronti di persona non ancora coinvolte fino ad ora. In particolare sono stati contestati svariati episodi in cui gli insegnanti avrebbero attestato falsamente sia la loro presenza sia quella degli alunni all'interno dell'istituto, apponendo firme o presenze false anche in orari extracurricolari. Le somme sequestrate costituiscono il profitto che gli indagati avrebbero indebitamente percepito per gli incarichi retribuiti di esperto o di tutor. Ma il colpo peggiore è quello dato alla credibilità di un sistema di legalità che in quella scuola, in pieno quartiere Zen e in quella preside avevano creduto. E sempre su questa vicenda, la preside coinvolta appunto 1 anno e mezzo fa aveva già ammesso alcuni illeciti e adesso parla e accusa il suo vice Daniele Agosta, lo ricordiamo che appunto era stato accusato di essersi intascato cibo alla mensa comprato con fondi dell'Unione Europea e ha fatto delle ammissioni, ha detto lavorava poco nonostante fosse
fosse stato nominato referente per quasi tutti i progetti e fosse necessaria la presenza contestuale di esperto e tutor. Nel corso dell'interrogatorio la ex preside, che ha chiesto di patteggiare, ha affermato che diversi progetti non erano stati portati a termine, ma di questa vicenda torneremo naturalmente ad occuparci con altri particolari nel corso della nostra prossima edizione del telegiornale. Un sacerdote a Messina è accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna che si trovava in una casa di accoglienza. Adesso si trova agli arresti domiciliari. Francesco Triolo. Una storia dai contorni tutti da decifrare, venuta fuori a seguito di un'indagine della Procura di Messina che ieri sera ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare per un sacerdote accusato di aver compiuto atti sessuali nei confronti di una donna di origini straniere. Una storia che ha sconvolto l'intera città, una storia che è venuta fuori grazie alla denuncia della vittima, all'epoca ospitata in una casa di accoglienza in riva allo Stretto. Alle pesantissime contestazioni sono seguiti delicati accertamenti della polizia giudiziaria che ha raccolto le dichiarazioni della donna, che ha deciso di raccontare nei particolari agli investigatori le insane attenzioni e gli abusi di natura sessuale subiti all'interno della struttura. Il giudice per le indagini preliminari, ritenendo sussistente il quadro giudiziario fondato su testimonianze, acquisizioni documentali e sopralluoghi, ha ravvisato un concreto rischio di reiterazione del reato e quindi disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. In base alle prime informazioni, il sacerdote avrebbe perpetrato quelle condotte nell'estate del 2022 sulla giovane cittadina extracomunitaria da poco giunta in Italia. Sulla vicenda ha preso posizione anche l'arcidiocesi di Messina, che in una nota sottolinea di aver appreso la notizia dagli organi di stampa, ma la curia messinese rende noto che non ha ricevuto alcuna informazione da parte della procura per sacerdoti appartenenti all'arcidiocesi. Sono 2 i video che mostrano la premeditazione e incastrano le donne accusate di tentato omicidio a Catania per avere dato fuoco a una 26enne tuttora ricoverato al centro Grandi Ustioni dell'ospedale Cannizzaro. Adelaide Barbagallo. È stato un gesto studiato, organizzato e messo in atto con lucida ferocia, scrive la GIP Simona Ragazzi nell'ordinanza. Queste immagini mostrano la premeditazione e incastrano Agatina Vitanza e Alessandra Rosa Gennamari, entrambe di 42 anni, le donne accusate di tentato omicidio a Catania per aver dato fuoco a Giusy Scalogno, la 26enne, finita suo malgrado al centro di una lite tra famiglie per un fidanzatino conteso tra 2 minorenni. Nel primo video vediamo l'acquisto di un accendino, non uno qualunque ma antivento con la fiamma più potente e diretta. Verrà ritrovato nel luogo dell'aggressione in via Capuana. Quest'altro video mostra l'acquisto della benzina in una bottiglietta. Prima la lite tra minorenni, volano insulti, parole grosse. Vitanza, mamma di una delle due, decide di recarsi a casa dell'altra ragazzina. Vi brucio come topi, vi do fuoco. Gli elementi raccolti indicano in lei la donna che getta la benzina sui parenti e la famiglia contrapposta. Ad aprire la porta Giusy Scalogno, accanto a lei sua madre, la madre della ragazzina protagonista della lite. Volano altri insulti, parolacce, poi l'accensione dell'accendino e le fiamme che avvolgono Giusy Scalogno e feriscono anche la madre della ragazza nel tentativo di salvare dal fuoco la figlia. Vitanza ha cercato di scagionare l'amica Gennamari dicendo che non era accanto a lei al momento dell'aggressione, ma le testimonianze e i video smentiscono la sua versione. Entrambe si sono recate con l'auto della Gennamari ad acquistare accendino e benzina ed erano assieme quando la Scalogno è stata investita dalle fiamme appiccate. Entrambe si sono poi rese irreperibili per poi recarsi insieme in caserma. Ancora ombre sulle stragi del 92. La Procura di Caltanissetta chiede il rinvio a giudizio per l'ex generale Pellegrini, collaboratore di Falcone, ma anche per l'ex ufficiale dell'Arma Tersigni, con un'accusa pesante: depistaggio. Giusy Lazzara. Senza fine l'inchiesta sulle stragi di mafia del 92. La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio con la contestazione di depistaggio per l'ex generale dei Carabinieri Pellegrini, stretto collaboratore di Falcone, e l'ex ufficiale dell'Arma Tersigni, oggi in pensione. Secondo l'ipotesi accusatoria, i 2 ufficiali in servizio alla Direzione Investigativa Antimafia avrebbero intralciato i pubblici ministeri che cercavano riscontri alle dichiarazioni del collaboratore Riggio sulla strage di Capaci.
L'ex agente della polizia penitenziaria è poi finito in carcere per i suoi rapporti con i clan mafiosi. I due carabinieri non avrebbero vagliato le dichiarazioni e sono accusati di aver affermato il falso ai pubblici ministeri di Caltanissetta che chiedevano chiarimenti e avrebbero ostacolato le indagini finalizzate a acquisire elementi per comprovare l'autenticità delle dichiarazioni di Riggio. A Caltanissetta indagati in altri 3 filoni di indagine per depistaggio anche 4 poliziotti per la gestione del falso pentito scarantino nella strage di Via D'Amelio. E torniamo al problema della crisi idrica. Continua la mobilitazione ad Agrigento per il perdurare di queste gravi difficoltà in piazza. Scendono anche ambientalisti che invocano adesso i dissalatori. Davide Sarto. La città di Agrigento è tormentata dalla sete da decenni, ma pochi ricordano una condizione di sofferenza come l'attuale, con turni di erogazione che a volte sono attesi oltre 30 giorni. Altrettanto grave è la crisi ad Enna, con turni ogni 6 giorni, e a Caltanissetta 10 giorni. I cittadini si mobilitano, protestano, si radunano in piazza innanzi a municipi e prefetture. Ad Agrigento si prosegue ad oltranza in piazza Pirandello, ai piedi del comune. Volevo fare una domanda ai signori del Consiglio, quelli dell'opposizione, ma l'acqua loro ce l'hanno? Perché io non vedo nessuno di loro che proteste, quindi o c'hanno l'acqua o non hanno problemi di crisi idrica loro. A fianco dei cittadini anche i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, Maria Amico e Lega Ambiente. Siamo ad ottobre e nulla è cambiato, la crisi è stata partita da marzo del 2024, ancora si cercano i pozzi, non si trovano perché e in ogni caso siamo in piena desertificazione della Sicilia, quindi anche trovare pozzi è una cosa assolutamente temporanea. Noi abbiamo il mare, tutto intorno alla Sicilia è un'isola, ha il mare, non dobbiamo indugiare ulteriormente, abbiamo bisogno dei dissalatori. Noi vorremmo che si puntasse il dito sui finanziamenti persi, in particolare quelli per il rifacimento dell'intera rete idrica, ma anche su tutta una serie di altre attività obbligatorie, opportune e necessarie, quali il contenimento dei consumi. Nella provincia di Palermo invece si procede al razionamento. Da lunedì prossimo 7 ottobre l'acqua sarà distribuita una volta a settimana, a rotazione in diversi quartieri per 24 ore. Andiamo a Messina, dove in alcuni condomini della zona centro-nord arriva l'acqua marrone, inquinata, e così da circa una settimana. Sentiamo Francesco Triolo. L'acqua sporca, raccolta nelle bacinelle, è la fotografia del disagio che stanno vivendo una trentina di famiglie che vivono a Messina in 3 condomini di via Barbalonga, zona centro-nord della città. L'allarme è stato lanciato dall'amministratore dei condomini, Giuseppe Chiarella, dopo che l'AMAM ha dichiarato non potabile l'acqua che arriva nelle cisterne dei palazzi. È solo l'ultimo dei problemi riscontrati sulla rete idrica cittadina e per le quali le verifiche dei tecnici dell'azienda Acque Messinesi avrebbero trovato il motivo, la rottura di un tubo in un altro palazzo poco sopra, che causerebbe questo danno a cascata agli altri condomini. L'esempio di come il problema principale è sempre quello della vetustà della rete. L'acqua è così ormai da una settimana, marrone e solo l'arrivo delle autobotti quotidianamente mette i residenti nelle condizioni almeno di lavarsi, ma sull'acqua a Messina si è aperto un altro fronte, un caso, quello delle dimissioni improvvise ed immediate del direttore generale di AMAM Pier Francesco Donato. Un addio sul quale c'è uno strano alone di mistero che è finito sotto la lente del Consiglio Comunale. In uno scarno comunicato diffuso da AMAM si è parlato genericamente di contestazioni su alcune non precisate questioni di un direttore incalzato più volte e di criticità in più settori operativi della società. È un momento particolare sicuramente, veniamo da una crisi che è ancora comunque presente nonostante i numeri degli ultimi giorni sono sicuramente molto favorevoli, quindi discuteremo insieme all'Assemblea quelli che saranno i fatti successivi e l'Assemblea mi spiegherà poi quello che è stato il motivo o comunque gli elementi che hanno portato a queste dimissioni.
Adesso a Catania, dove ci sono automobilisti e pedoni che sono ancora alle prese con i problemi legati alla cenere lavica. Oggi vi raccontiamo la disavventura di un nostro telespettatore che si è rivolto alla nostra linea WhatsApp perché si è visto portare via l'auto con il carro attrezzi per le dichiarate necessità di pulizia appunto della cenere da parte delle ditte appunto proprio preposte a questo, senza che poi la pulizia invece sia avvenuta. Vediamo, Tonino De Mana. È ancora lì, eppure sono passati quasi 2 mesi. La cenere dell'Etna ricopre ancora strade e marciapiedi di Catania, ormai fa parte integrante della città, rappresenta quasi una caratteristica insieme ai sacchetti della sabbia vulcanica e della spazzatura disseminati ovunque, nel caso specifico in un'aiuola o quel che resta di Largo Podgora. Via Umberto e le strade limitrofe risentono ancora dell'approssimativa rimozione della cenere lavica, ma un'altra rimozione, paradossalmente, sembra essere più celere. È la disavventura di un residente che si è visto portare l'auto con il carro attrezzi proprio perché in quel tratto di strada era previsto lo spazzamento. Una mattina mi ritrovo senza macchina, non potendo accompagnare i bambini a scuola, con il pensiero che si siano rubati la macchina. Considerando il fatto che avevano messo un foglietto a metà strada e io, avendola posteggiata ad inizio strada, non ho potuto accorgermi del fatto. E non solo questo, ho dovuto pagare il carro attrezzi, ho dovuto pagare una multa. L'automobilista si è rivolto alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. Oltre al danno, la beffa per lui. La beffa più grande è il fatto che la strada è rimasta intatta. In via Umberto, lo vedete, divieto di sosta e fermata da mezzanotte alle 10 del mattino per il 25 settembre. A giudicare dagli accumuli di cenere, sembra che nessuno abbia provveduto alla pulizia. E mentre il nostro telespettatore si è visto portare l'auto con il carro attrezzi, si assiste inermi al parcheggio selvaggio, con gli orari di carico e scarico mai rispettati e con furgoni in ogni angolo. Adesso ci fermiamo, torneremo tra poco con una protesta degli studenti a Palermo che dicono noi non vogliamo andare, o perlomeno essere costretti ad andare a studiare fuori dalla Sicilia. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24. Non vogliamo andarcene dalla Sicilia, ma vogliamo restare. Il messaggio che tanti studenti palermitani hanno mandato tramite una manifestazione. Stop all'emigrazione, dicono. Marco Gullà. Sono 222.000 i siciliani che dal 2000 al 2020 sono dovuti emigrare. Questa è un'emorragia continua. Una bandiera della Trinacria che sventola, i volti corrucciati, uno striscione che campeggia di fronte a Palazzo delle Aquile, sede del comune di Palermo. Fermiamo l'emigrazione dalla Sicilia. Una manifestazione simbolica e significativa, quella di tanti studenti palermitani che questa mattina hanno pacificamente sfilato per le vie del capoluogo. Noi dalla Sicilia non vogliamo andarcene, dicono. Fermiamo questa emorragia. Bisogna investire e permettere alle persone di restare in Sicilia, perché questo è il tema, questo è il motivo per cui siamo scesi in piazza, ossia per il fatto che la scelta di emigrare alla Sicilia in realtà non è affatto una scelta, è una costrizione. 20.000 giovani l'anno se ne vanno perché non ci sono opportunità di studio, non ci sono opportunità lavorative, ci sono servizi fondamentali che mancano. Giovani che ogni anno lasciano la Sicilia per trovare lavoro al nord Italia o all'estero, ma c'è chi lascia l'isola anche per motivi di studio. In maniera diretta o indiretta, ognuno di noi ha un parente che vive fuori, che vive a Bologna, a Milano, che vive addirittura fuori dall'Europa, in America, in Australia. Ma soprattutto la tematica dell'immigrazione è una tematica che tocca le corde dei cuori di tutti noi siciliani, giovani e in particolare studenti. Secondo il saldo migratorio Istat dal 2000 al 2020 sono dovuti emigrare più di 222.000 siciliani, un'emorragia continua che scorre ancora oggi a un ritmo di 10.000 partenze l'anno, toccando anche partenze di 19.500 partenze come nel 2019, prima del Covid. Ogni anno un sacco di persone se ne devono andare per trovare condizioni sanitarie migliori, ore e ore di volo, spesso anche molto cari per trovare cure migliori, e noi in quanto studenti ogni anno sappiamo che entrare a scuola significa comunque entrare in un posto che molto probabilmente avrà un sacco di problemi a livello strutturale. E poi un messaggio alle istituzioni: create le basi per la permanenza dei giovani.
La Sicilia al centro dell'attenzione ad Assisi con l'offerta dell'olio che alimenta la lampada votiva che arde giorno e notte sulla tomba di San Francesco, patrono d'Italia. Ad accendere il sindaco di Palermo La Galla, presente ad Assisi insieme con il governatore Schifani e l'arcivescovo Lorefice. Circa 5.000 i pellegrini arrivati in Umbria per la ricorrenza da ogni parte d'Italia, molti anche dall'estero. Musica e Sicilia. Tantamuri è il nuovo EP della cantautrice siciliana Angela Nobile, più conosciuta appunto come Nobilea. Nelle sue 5 tracce tratta l'amore, la passione, il passato, le emozioni, con presenza costante della Sicilia che sentiamo forte anche nei testi dell'ultimo singolo Diamante. Eva Spampinato. Dopo la pausa il calcio, inizieremo con il Catania che punta tutto su Caserta sulla partita contro il Caserta per restare in alta quota. A tra poco. Con il Catania che cerca punti a Caserta per restare in alta quota. Mister Toscano tiene tutti sulla corsa. Raimo dice: spero di dare il mio contributo per raggiungere l'obiettivo. Tonino De Mana. Vincere a Caserta per dare un seguito alla vittoria sul Monopoli e per dare un segnale al campionato, perché, nonostante gli infortuni ed i problemi, il Catania c'è e vuole recitare un ruolo da protagonista. E tra i protagonisti vuole ritagliarsi uno spazio anche Alessandro Raimo, 25 anni, chiamato in causa contro Giuliano e Cerignola, è capace di dimostrarsi all'altezza della situazione. Ho davvero tanto piacere ad essere qua, ad aver fatto le prime presenze, aver dato una mano alla squadra. E ecco, spero che ce ne siano ancora tante e niente, sono davvero felice di essere qua a Catania. Mister Toscano ha bisogno di tutti ed ognuno vuole dare il suo contributo. Credo di esserci arrivato anche nell'età giusta, con la maturità giusta, e spero di poter dare una mano alla squadra per raggiungere l'obiettivo. Domenica alle 15 servirà il miglior Catania per cercare di allungare la striscia positiva. A destra dovrebbe tornare Guglielmotti, in avanti Scalpi da Montalto, ex di turno, mentre Inglese potrebbe subentrare a gara in corso. Al Pinto dirige Nicolò Turrini della sezione di Firenze. Intanto è ufficiale, il prefetto di Caserta ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania. Si avvicina il weekend di calcio per le altre siciliane. Serie B Palermo domenica in casa contro la Salernitana. In C invece impegni già importanti per la classifica per Trapani e Messina. Marco Gullà. Il Palermo e la vittoria perduta al Barbera. Non è il titolo di un nuovo film, ma la sintesi del momento dei rosanero tra le mura amiche. Nelle ultime 10 partite, tra vecchia e attuale stagione, il Palermo ha vinto una sola volta. E domenica al Barbera arriverà la Salernitana, sfida insidiosa anche per la buona qualità degli avversari, ma che potrebbe consentire alla formazione di Dionisi, qualora arrivasse una vittoria, di fare un altro salto in classifica. Alessio Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha vinto sul campo del Sud Tirol. Il tecnico sta trovando delle certezze, soprattutto tra difesa e centrocampo. Qualche dubbio in attacco, dove la competizione è molto alta. Brunori potrebbe ancora partire dalla panchina. Serie C, il Trapani vola. Nelle ultime 5 partite Granata che hanno collezionato 11 punti. Domenica la formazione di Aronica contro il Sorrento, fuori casa, proverà a mettere dentro la terza vittoria consecutiva e iniziare ad affacciarsi sulle posizioni di vertice. Messina che invece domenica affronterà la capolista Benevento con diverse incognite. A cominciare dal portiere, l'indecisione di Picerno potrebbe costare il posto a Curtosi con Krapicas dal primo minuto. Una scelta che però costringerebbe Modica a cambiare qualcosa tra i giocatori di movimento per rispettare l'impiego degli under. La settimana è stata caratterizzata anche dalle difficoltà di reperimento di un campo da gioco. I giallorossi hanno svolto una seduta nell'antistadio e un'altra in una struttura di calcio a 7. Tutto questo mentre si è dimesso il direttore generale Giuseppe Trimarchi e sullo sfondo c'è sempre l'ipotesi di una cessione della proprietà.
E calcio ancora protagonista fra poco, dopo il nostro telegiornale, con il sesto appuntamento stagionale con la trasmissione Preview condotta dal collega Marco Carli. Focus e anticipazioni sulla sfida del Catania a Caserta, se ne parlerà anche con l'ex rossazzurro Alessandro Ambrosi. Spazio come sempre alle ultime sulle altre siciliane di Serie C, Messina e Trapani. Dunque appuntamento con Preview in onda praticamente tra pochi istanti su questa rete. Vi ricordo che Sicilia 24 tornerà nella prossima edizione alle ore 19. A tutti un buon pomeriggio.